Amici podisti, ben ritrovati al nostro video diario di Coppa Friuli. Come avevamo anticipato nei video precedenti, oggi siamo qua a Bertiolo per fare un'introduzione e descrivere un pochettino il percorso di questa prima prova. Lo ricordiamo, 19 marzo, si corre in pomeridiana, sabato pomeriggio, anziché la solita collocazione domenicale. E per aiutarci un pochettino nella descrizione, a scoprire un attimino com'è questo percorso, oggi siamo qua con alcuni amici dell'Associazione Sportiva Libertas che organizza questa prima prova. Quindi approfitteremo di loro per fargli alcune domande e per conoscere meglio questo percorso. Bene, amici podisti, benvenuti dunque a questo nuovo capitolo del video diario di Coppa Friuli. Come avevamo detto, siamo qua con Cristian della Polisportiva Libertas per una descrizione del percorso. Abbiamo fatto un giro per visionare il percorso e sono 8 chilometri, forse qualche centinaio di metri in più, insomma, poi a seconda come si tagliano le curve. Mi sembra che sia un percorso tranquillo, tutto in pianura, non ci sono grosse difficoltà, salvo, mi pare, visto che quest'anno lo si percorre al contrario, ricordiamolo, quindi al contrario, una prima parte che è un po' nervosetta in quanto si passano nelle vie, diciamo, del paese che sono più strettine. Parecchie curvette che forse possono un po' infastidire. Cosa dici tu? Esatto, infatti rispetto all'anno scorso il percorso è stato fatto, si fa al contrario, cambia un pelo il primo tratto e sarà la parte più tecnica all'inizio con tra le viette di strade private, una strada privata, tante curve e poi alla fine si farà due tratti di sterrato per finire dopo in paese con l'ultimo tratto veloce. Sarà un 40% di sterrato e un 60% su strada di asfalto il percorso. Comunque saranno sugli 8, adesso non sappiamo di preciso, comunque 8, non abbiamo ancora misurato, comunque, comunque sugli 8 è qualcosa. La distanza è quella, sì, particolari difficoltà non ci sono, mi sembra anche lo sterrato sono strade, diciamo, abbastanza, no, anche lo sterrato è bello, non è sconnesso, diciamo, è ben battuto, sono strade interpoderali, no, di campagna, così, quindi ecco, non ci sono difficoltà, quindi dobbiamo e possiamo fare, diciamo, una buona condotta di gara. Ecco, l'unica cosa, appunto, in questa prima parte delle curve, anche facendo prima la ricognizione, così una mia valutazione, tante volte stare attenti. Io ho notato quando ci sono questi tratti così di curva che magari chi è davanti scatta improvvisamente per cambiare la direzione, stare attenti a quello, a non far inciampare chi ti sta dietro, perché a me è successo qualche volta, presi dalla foga, no? Quindi direi fare attenzione in questa prima parte qua che è un po' più nervosa. Poi, come ha detto Cristian, non ci sono difficoltà, l'ultima parte si può andare via bene. E basta, insomma, altri consigli, direi. Vuoi aggiungere qualcosa? O non ci sono, no? No. La preparazione sta andando bene? Sì, tutto a posto. Perfetto. Sì, un'ultima cosa che mi ero dimenticata prima, ricordiamo che questa prima prova è il tradizionale pomeridiano, cioè si corre il sabato, partenza sabato 19 marzo alle ore 16. Le iscrizioni comunque sono aperte dalle 14 perché essendo la prima gara c'è un po' di operazioni burocratiche da fare, quindi ricordatevi, ritiro pettorali e quant'altro, quindi ricordatevi alle 16 e le iscrizioni sono già aperte, diciamo, dalle 14.
Bene, ringraziamo allora Christian e il Polisportiva Libertas, vi ringrazio anche voi dell'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo che nel dopocorsa vi aspetto per le valutazioni, i commenti, quant'altro volete fare. Anzi, un'ultima cosa, sempre che mi sono dimenticata prima, la prova è sempre all'interno della sagra della festa del vino, ormai è una tradizione, quindi nel dopocorsa, mi raccomando, ci sono i chioschi aperti, ricordatevi bere dopo e non prima, altrimenti sbagliate le curve. Ciao!